Vai. Allora, questa è Siamo a Siculiana la Marina, necropoli, la necropoli provincia di Agrigento. questa è la necropoli tardo-romana antica di Siculiana Marina. Ci sono 8 archiosoli ben definiti, tra cui ce n'è quella più in alto che non si vede qua per gli alberi e le cose, che non ha un intaglio con utensili metallici, ma non è preciso l'intaglio, perciò si presume che sia un intaglio con materiale diverso da quelli metallici. Qui non abbiamo nessuna scritta, né un cartellino, né una cosa, è stato richiesto tantissime volte e cose. Ho chiesto pure una passerella per poter portare le scolaresche e far capire che cosa significa l'archiosolo, perché l'archiosolo ha un significato religioso ben preciso, al di fuori di quello romano, significa ritornare nel grembo della madre terra e finché c'è il corpo fisico e c'è l'ombra di quel corpo c'è il Ka. Il Ka sarebbe a dire non è lo spirito, non è l'anima, ma la personalità del morto, della persona viva. Quella personalità rimane fin quando c'è lo scheletro, l'ombra della persona. Fin quando c'è l'ombra della persona, allora venivano occultate in questi loculi, coperte, mitizzati con la natura, e per rimanere il più possibile in contatto con questa personalità del morto. Naturalmente negli anni 50 sono state tutte depredate queste tombe dell'archiosole, sono state completamente depredate e non si trova più niente, però c'è l'incavo dove veniva messo il morto e dove naturalmente venivano deposte anche i barattolini con il frumento, l'olio e le varie cose, anche utensili del morto stesso per questa vita dell'aldilà. Allora c'era la morte, ritornava nel grembo della madre terra, e allora questa passerella è importante per far vedere ai ragazzi, ai bambini, il contatto diretto con la madre terra, non la madre terra fisica, ma la madre terra proprio spirituale, religiosa, che la religione è diffusa in tutto il Mediterraneo.